Buonasera a tutti ragazzi, vi state scassando o no? Non sento più commenti, che state tutto concentrati. Dovete fare la prova costume, chi stanno? Ci vuole un zoom, ci vuole. Tutti quanti la prova costume, sì. Cioè, mi metto il burk per farvi chiamare, chi stanno? Quindi vedete, non c'è nessuno in linea ragazzi. State tutti quanti attaccati vicino alla cucina. Tutti quanti ben avvicinati. Poi tutti quanti a dire facciamo la prova costume, sì. Ci mi metto un scialle però in quello, non costume. Ci mi metto un burk, tipo quando vai in Africa che si mettono gli scialle grossi. E con il costume non è così, stanno proprio la prova costume, anzi un bam direttamente. Vai alla spiaggia, vai vestito. State tutti concentrati, stasera è sabato, poi tutto quanto dice vabbè, la pizza una volta solo la settimana si può mangiare. Sta cosa è proprio fissa oramai, pure tutti quelli che stanno a dieta, dice vabbè, ma ne voto sabato, però l'eccezione si può fare, pure il dietologo, cara. Quindi questa è una cosa vecchissima ragazzi, ve lo dice uno che sta sempre a dieta. Quindi e così funziona. Mi ricordo pure io quando dicevo, ma no, che ne volta a settimana un dietologo la pizza, margherita. Poi, come già dicevo, vabbè, due patatine in coppia ci mettiamo. Poi un po' di salsiccia ci la mettiamo e poi finisce che non è più una margherita, ma è una bomba. Ma tutti quanti, tutti quelli che io scrivevo su Facebook poco fa, che stai facendo la pizza? Che stai facendo un cazzone imbottito? Oi, ti stai scassando, no? Ah, dritto, vi state facendo con me porco tutto quanto. Poi tutto quanti trovano la prova costume. Sì, ora 2021 però. Ciao Cristina. Quindi tutti quanti concentrati cosa mangiare. Ma già domani uno sta pensando, tipo in meridionale, già domani sta pensando, ma rimane che ci mangiamo. Già stiamo proiettati un giorno avanti noi. E fatta mamma, ma vuoi bene? Vedi che rimane domenica. E ci tu vuoi, mi ci penso veramente io convinto che domani era sabato. Che rimane domenica. Guarda, ci penso in francese, secondo me, mi ci proprio rincoglionito pure io. Perché mia mamma ha detto facci i cannelloni. Metà margherita, wurstel e patata. Cazzo, di mandatologia, eh? Sì, sì. Quest'anno andiamo a mare con i burk, cioè tutto bello perché non solo in quello. No, per bocca, so pure per slip. Per slip ne è proprio cosa, quindi perlomeno acqua mi cosce. Invece mi demando tutto le gite, questi stasera focaccia, prosciutto cotto, maionese e insalata russa. Salute. Meno male che non... che più o meno Cristina non tiene sta forma di ingrassare, se no buonanotte. Se io e Francesco ci mangiamo quello che mangi tu, buonanotte. Ci hanno acceso sulla roba. Mamma mia, non ce la posso fare. Secondo me qua stiamo impazzendo. Tutto quanto coppa a Facebook, la pizza, un cazzone imbottito, un cazzone cascarola. E ci io, ma che è? Sta tutto Masterchef. Coppa a Facebook oramai è un incubo. Oramai quando sta quarantena, tutto quanto, tutto Masterchef. Chi impasta pizza, chi impasta cazzone. Mi mettono pezzi di costume, no? Io metto l'onzulo, faccio tipo di africano. A così non si vede, capito, Francesco? Non ho capito perché gli africani si mettono tutto quel lenzuolo, tipo che o lenzuolo lavoretto matrimoniale. Così non si vede niente. No, no, ma chi è bello, poi tutto quanto dice no, facciamo la prova costume. Qua prova costume. Chi stanno proprio niente a prova. Avete fatto la prova, avete fatto Masterchef per 2 mesi, qua. Questa se la quarantena continua, ci accisano direttamente a dicembre a noi. Franci ieri convinto che rimanere sabato, che è domenica. Mamma ha detto, ma io faccio i cannelloni rimane. Ho detto, ma perché?
Oggi visto che stanno facendo burdello, oggi visto. Hai sti rumeni là, che casino che stiano facendo. Ieri state tutto quanto attaccato a bicicletta, state scassando. Sì, sì, l'ho visto pure io, quello là della Romania fa paura, hai visto come chiamavano i poliziotti. E vabbè, ma io credo che a mare si potrà andare, però non credo proprio che come gli altri anni, però secondo me qualche bagno si potrà pure fare. Non a nord, partiamo da questo che a nord non credo proprio che aprano le spiagge. Forse in Campania, Sicilia, Sardegna, in queste zone qua può darsi che qualcuno un bagno se lo potrà ancora fare. Anche perché qua oggi 37 contagiati, quindi in Molise addirittura erano zero. Qualcuno mi ha detto Giuseppe ma erano 10, ma io sul bollettino della protezione civile io ho letto zero. Poi una signora mi ha risposto no Giuseppe vedi che sono 10, però il bollettino era zero. Quindi diciamo che a sud oramai non dico che esageriamo, però stiamo proprio, ha detto De Luca, se continuiamo così, entro fine maggio abbiamo sconfitto il famoso Covid-19, come lo chiamano mo in italiano. Io lo chiamo corona, faccio prima. Però facciamo in italiano Covid-19. Quindi diciamo che siamo sulla strada buona. Sì, sì, nel sacro impero campano si andrà a mare. Certo che De Luca ha fatto il sacro romano impero. Qualche volta devo chiamare a figlio Piero, dico, stamma a sentire, dice a papà che dobbiamo fare stato a parte, quindi dobbiamo fare come il Vaticano, uno stato a parte alla Campania proprio. Quello è capace che fa la proposta, dice io mi dichiaro indipendente. Quello è capace, Francia dice la Campania è uno stato a parte. È capace, Vicenza. Puff, sacro impero campano. Facciamo tipo il regno delle due Sicilie. Frizzantina proprio. Giusto giusto quel maglioncino. Quindi bello sportivo, tute, scarpette, felpa, un giubbino leggero e state davanti alla lungomare, proprio le cose belle light, rilassanti, capi? No che le cose giacca, cravatte, no, no, non è per me. Vabbè, ci stanno sempre, guarda, che le cose belle fresche fresche. Tipo la tuta, scarpette da Nike, maglietta a mezza manica e giubbino, diciamo, non estivo, no, mezza estate. Ma si sta bene stasera, pure a mezze maniche fuori qua si sta bene proprio. E innanzi a lungomare, francino, bella però spritz, un po' di bruschetta e pariamo, come diciamo noi. Poi verso mezzanotte, un bello cornetto cava, no? Oppure un bello gelato, un ettone a salire che fa fino come un da brioche, come fanno, sta una fila, tu giuro francese, sta una fila ogni volta il sabato sera arrivano tanti napoletani, poi si mangiano sto sfaccimmi gelato, un ettone, che tu non hai idea. Sì, sì, si sta bene, qua a Salerno si sta bene. Francesco, ti giuro, il sabato sera arrivano tante napolitane, loro stufa, cimmi gelata, poi da brioche, un nettuni saliendo in coppa a lungomare, che non hai idea. Tu quando passi da là, vedi proprio la fila, proprio, sta una fila che mi pare che stiamo stati, che stiamo aspettando per trans. E siete tutti quanti, poi se ne accorge che in Napoli, frate, ma vieni, ma si sente proprio perché a differenza nostra, diciamo, la pallata è un po' più larga, quindi si sente sia i Salerno sia in Napoli, quindi subito 7-8 creature, un bordello proprio. Diciamo che la differenza si sente subito.
l'olio gelato ngoppa a lungomare, vabbè, una fissazione proprio. Sì, sì, c'è stato là, francese, sì, sì. Ma chi ti facciamo come a chi? Che lì salire vanno a proprio. Un sabato e la domenica, guarda, è uno Cristo, in senso che non si può scendere perché non ce la fai. Sta talmente il traffico, Francesca, si scende con la macchina e scende in presso, vuoi, un posto lo trovi. Ma se scendi a quest'ora qua già, vedi a quest'ora, mo. Mo perché giustamente, perché ci sta il virus, ma non ci sta niente, ma se per puro caso era normale e io scendevo mo, Franci, ma manco se arrivava un signore dal cielo, parcheggiava. Una cosa allucinante, tutti i parcheggi, pure chi a pagamento, niente, zero. Cioè, quando capitano le feste qua, le feste natalizie, che ne so, i mercatini, oppure qualche San Matteo, dopo quando fa San Gennaro, sa, sti feste così proprio, ma è una cosa pazzesca. Sì, sì, Franci, ma esco pazzo, in due traffico, poi per la macchina, mi metto la prima, mi fanno male i piedi, poi ti metto prima parte, prima parte. Sì, sì, Cristi, sì. Ma guarda, ma qua il venerdì, sabato e domenica è la movida assai proprio, qua è una cosa pazzesca. Guarda, noi che siamo di Salerno, come pure i napoletani, no? Non siamo padroni il venerdì, sabato e domenica di scendere e andare nella nostra città perché non si capisce. Vai a Napoli di sabato, tipo, oppure di domenica mattina, vai al Vomero, vai a Lungomare Caracciolo, una giornata splendida. E come fai? Ti metti a chiangere. Ti metti a piangere, ma ultimamente l'anno scorso sono stato a Vomero, quindi sono stato, diciamo, un po' in giro perché sono venuti i parenti di mia moglie qua a Napoli e sono andato a Via Toledo, a queste parti qui. Cristi, mi credi? Una cosa allucinante. È una cosa allucinante. Ho chiamato un taxi perché là ci stava il pullman che ti porta a fare il giro su tutta Napoli e si prendeva, mi pare, 30 euro a persona voleva. E quel pullman a due piani che tu poi ti porta a girare tutta Napoli, quindi ti fa fare il giro di Napoli e c'è chiappata un napolitano, francesi, ritto ovviamente a casa aveva un taxi, quelli là grandissimi, quelli là, vado 12 fa un giro per tutto Napoli. Sì, sì. E ti lo fa una cosa, io vi porto tutto parte. Vi porto pure un coppo, diciamo, un vulcano, un Vesuvio, tutte cose. Comunque tutto il giro di Napoli, veramente, ci ha portato un ristorante a mangiare, però giustamente mi pagate noi, non è che pagatisse, partiamo da questo. E mi ha portato a fare un giro a tutte parti di Napoli, tutta Napoli quasi. E mi è venuta la sera, si è pigliato 200 euro, la verità ci è trattata. Ci portava una parte, ci rimaneva là, noi issa tornavamo da issa ripartiva. Arrivavamo da un'altra parte, facevamo il giro e issa ci aspettava su 200 euro. E avuto mangiato insieme a noi a finale, a Via Toledo, purissimo. E ci abbiamo aiutato a mangiare un gelato insieme e poi la sera c'era il compagno di danza all'albergo che stava a Via Toledo, carne prenotata là. E ci mangiato a Via Toledo, chi sto qua è uno in Napoli, e che la fatica e che a Tulil e i Saliernis, un po' a aiuto, un po' a sinistra, come fai Via Toledo e sai, un po' a destra, che stanno tutti lì tavolini, sono due loro, so. Che tengono i tavolini fuori, prima arrivano un po' alla piazza centrale, che ci stanno i soldati, che sta, diciamo, tutta quella chiesa grossa, da sto pullman, che si piglia a fuggire turistico. Proprio come fai la curva che dopo ti trovi un po' alla piazza, proprio là, all'angolo proprio, e ne sono due guaglioni, di fatto uno è in salire e dice che sti casa a Salerno perché, sti casa a Napoli perché non poteva fare Salerno. Mare Casareccia, là è mio, te. E dice che non poteva fare Salerno Napoli tutti i giorni, buonanotte, proprio là mi sta, te. E di fatto quando mi sentiva là, ho detto, ma tu sei Salerno? Cioè, te sei lo centro storico di Salerno. Cioè, te pure sto qua e...
Un padrone era napoletano, però quello che faticava, che faceva la frittura, cioè l'aiutante e tutte cose, era di Salerno. Ma le case ricche. E io ci sentivo parlare, la verità ci trattai buono. 7 di noi, che mi ci portai tutte cose, insalate pure per la signora che da là era spagnola che voleva carbonara, 250 euro. Ma magnai, ma. Casarecce. Ma si mangiava buono, la verità. Sì, sì, ci è piaciuto i cubani, sì, perché la signora in effetti era, la signora Casteva era spagnola, poi zia, mia moglie erano cubana, poi stavo una tua Ione che era brasiliano, quindi in effetti erano quattro di loro. Ma se si allegravano, la signora che dalla spagnola cercava la carbonara, e ce la faceva garbata proprio. Poi ci mangiamo la frittura, il cuoppo, tutta questa roba qua, calamari fritti, tutta la frittura mista così, poi c'è la pizza, ma è una bella cosa. Sì, sì, ci è piaciuto Napoli, sì, sì, di fatto loro facevano Cuba, Spagna, Spagna, Napoli, quindi e facevano direttamente Napoli. E pigliavano l'albergo in coppa a Via Toledo, in coppa a Sagliuto, diciamo. Che poi c'è sta un magazzino a sinistra di scarpe, che là pare che gli pareva tipo OVS, una cosa così là. Prima gli fa sai aiuto, in coppa a sinistra c'è sta un magazzino che vende tutte scarpe là. Però ci è piaciuto, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un bel giro. E mi ha chiappato a chi se lo taxi, la verità ci è trattata. E ci abbiamo fatto un giro di tutto Napoli, ci ha portato a lungomare, il chalet, ci ha portato a Coppo Vesuvio, ma ci ha portato da tutte parti, a vedere. Lo stadio di Napoli, tutte le parti più belle di Napoli, la chiesa, tutti questi monumenti che voleva vedere la signora spagnola, ok? Vedi che c'erano sta cosa. Poi mi in coppa a fanno, come si chiama, i conchigli là, in coppa a tutto, che si vede tutto Napoli la coppa, come si chiama là in coppa? Che ci stanno tutti quei magazzini che vendono le cose, i conchigli là, come diavolo si chiama? Che costano una barca di soldi per accattare quelli cullani là. Da fanno i conchigli, mi scusate come si chiama, ci butto in coppa a tutto, che si vedeva Napoli proprio la coppa, si vedeva tale e quale. Ma comunque mi facette un giro veramente da paura, ci buttai a tutte parti chiste. Se mettete con calma, la verità ci parcheggiavano, ci divertete. A San Martino, bravo, in coppa a tutte, si vede tutto Napoli, si vedeva. Stavano certi negozi che tenevano certi mazzate, tenevano che lì cullano madreperla là, io che francesi, 1000 euro, 1500, 1600, 800, 900, tutte quelle cose di madreperla là, mamma che prezzo. Era una mazzata francesi, però era un bel giro ci abbiamo fatto. E ma avrei a San Gennaro, tutto, ma tutti ci facevano ma gitta, una giornata sana sana al finale. Poi la sera mi ritroverai, versi che erano, versi 6 e mezzi, 7. Parcheggiai a Red Via Toledo, che stava un parcheggiatore abusivo, francese, ci stiamo assente, frate, la macchina è nuova. Ci ho detto, ecco, 5 euro. Mo che venga, ti rungonata 5 euro, mi raccomando. Passai una volta perché l'albergo stava vicino e ci portai un caffè. Poi passai un'altra volta, ci portai un'altra volta un caffè, ci portai 2 volte. Poi quando mi mette la sera ci ho detto un'altra 5 euro. Sì, Verona pure belli, eh. Comunque alla fine sto parcheggiatore mi mette la macchina, guarda, comunque alla fine 10 euro ci riette e 2 caffè. Però la macchina senza uno chip, senza niente, la macchina che io pare affittata pure, perché una macchina che anda una concessionaria che affittai. Pigliai una C3, mi pigliai francese, che è un amico che mi faceva un prezzo buono. Mi faceva venerdì, sabato e domenica, pigliai una C3. Ma se pigliai, quando si pigliai 70 euro, 3 giorni. Poi giustamente te la piena e ce la portavo con piena, quindi proprio un'amica, proprio una C3 nova nera, bella, che viaggiava. Venga, ho detto venga, bravo.
Io dicevo, ma guarda tu, frate, dicevo, guarda tu quando mi mette la macchina. Però facevo, volai proprio salire a Napoli perché la per accedere proprio, volai proprio, la verità. Volevo pigliare una macchina anche grossa, però c'è da pigliare sta roba, no, no. Ci lasciamo stare, pigliamo una macchinetta così e così, anche se era a C3 nuovo, quindi salire a Napoli proprio, non la sentite proprio, ma abituato a guidare, no? Furgone, camion, quindi di tutto guido io. Quindi quando mi mettete in tacca non si sentiva un rumore, Franci, proprio che di cose silenziose, proprio certe buone, certe che mi pare proprio quando mi mette due, mica sento il rumore da tutte parti, dico ma lo facciamo sto. Sì, sì, non ti preoccupare, se qualche volta venite, ce ne andiamo da Francesco a Napoli, ce ne andiamo. Facciamo un giro a Salerno e poi ce ne andiamo da Francesco a Napoli. Che è a finale. Napoli, Salerno. Ma pure là di città, lo sud, al finale sono belle, Calabria, la Sardegna, no, la Sicilia. La voglia è che c'è sta la Puglia. Ci mi capo, può fatti mangiare tutto il sud, da tutte parti è buono, Salerno, Napoli. Ma dove vai più o meno? È come se stai in Emilia Romagna, si mangia buono proprio. Quando vai a Napoli vedi proprio un mangiare proprio, quando vai a Napoli ti viene la voglia di mangiare. Chi fa la pizza di maccarone, la parmigiana, vende una salumeria, una volta ci sono andata alla salumeria, stava facendo una fiera. Sì, sì, stava facendo una fiera, cioè, signor, ma io voglio fare un po' di pane, che mangia fa? Ho detto, ma perché che vedo one? Ti giuro, una salumeria piccolissima. Se mi portavo il SUV, se lo portavano, Cristi. Io volevo prendere il SUV, però avevo paura, dicevo, a casa la fanno la macchina, io te lasciamo stare. Poi questa era un'amica di una concessionaria a Salerno, quindi già mi era fatto un prezzo buono. Quindi ci te lasciamo stare, ci ti pigli una C3, buonanotte, tutta nera, nuova era, però treva pochi chilometri. Che già quando il parcheggiatore mi guardava, c'è dottore, venite qua, c'è ma guarda dottore, frate, che sta oggi noleggiato, guarda dottore. Meno male che stava il parcheggio, diciamo parcheggio, stava, diciamo parcheggio abusivo, stava proprio quasi di fronte all'hotel. Quindi diciamo che dentro all'hotel là io vedevo più o meno la macchina. Però la paura c'è stava. Vabbè, che teneva assicurato comunque per incerto, furto e tutte cose, però meglio, no, dopo che sai che figure facevo con un bagnino me. Già da là, facciamo come a chi, come ci fa venire a pigliare. Però, 10 euro la vetta a finale e due caffè, quindi mi ci comportate buono al finale. Però, è così, che vuoi fare, specialmente da che di parte, che fa? Però penso che questa è la parte meglio di Napoli, via Toledo, queste cose qua. Quindi questa è la parte più buona, diciamo, di Napoli, la parte più ricca, diciamo così. Diciamo che sta nella parte quasi migliore di Napoli. Via Toledo è pernominata, al finale stanno certi magazzini che tengono certi prezzi, che pare che dici, ma lo stiamo a Milano, in coppa a chi lo corso là. Ci sta tutta roba di marca, quindi i magazzini proprio vedi certi prezzi, dici, mamma mia, Carmen. Ho detto, sono entrato in un negozio così per curiosità, ci stavano certi collane di madreperla, sa, conchiglie, queste cose qua. Guardavo i prezzi, 700, 800, 1000 euro, ci la faccia da me, questo non è per noi sto negozio, dice, calma mamma, costa troppo. Sì, sì. Ma ultimamente, prima che quando passai, mi facette ma a volo, pigliai proprio, venite a Napoli per il treno, che fai? Ho fatto un mercato che là, quando scendo piazza Garibaldi, come esce con coppa a sinistra, e tu mercato che là, dove stanno tutti i magazzini afro, che era per pigliare certi, l'estensione per i capelli.
Ma facete 3 secondi, Francesco, trasite due magazzini, pigliare roba e maniette. Ma ci mettete 3 secondi, la verità. Sta certa crema alla ricetta Gesù. Capo trasite in metropolitana. Ehi, trasite in metropolitana. Francesco, mettete i soldi, secondo me qualche figlio andrà che ti mette qualche cosa sotto. Sa rubare i soldi. Non mi retta un biglietto per la metropolitana. E ta sai, tipo dove sta l'ambasciata cubana, più o meno. E ta sai in un biglietto. Mannaggia, che abbia che ricetta, vedi ma volevo portare a piazza che la macchinetta, dove giù. Che te lasciamo stare. Secondo me c'erano messo qualche cosa sotto, che in moneta non arrivano, capisci? Hanno messo qualche blocco sotto. Io provai a mettere in mano, però c'è fa che qualcuno mi vede, dice che sta facendo questo. Perché una signora metteva i soldi e i soldi di carta funzionavano, in moneta invece non si pigliavano. Mannaggia che biecchio, poi bravo, io per dirti prima, per dirti. Però la verità mi facette subito, 2 ore stiette, Napoli, Salina, Salina, Napoli, subito facette. Ma ci mettete un secondo, anche perché poi la piazza Garibaldi, gli là già in turca. Sì, sì, ma ci ho detto, ci me ne nucava c'è l'Inter, dice, chissà chi ci ha messo sto blocco sotto, perché è possibile, perché tutti quelli che mettete nei spicci, io ci ho detto, signore, non mettete i spicci che si piglia, no, non vi preoccupate, tutti quelli che mettete nei spicci, nessuno ci mi piede un biglietto, quelli che mettevano in c'era qualche blocco, hai capito? Secondo me, poi dopo ci bloccano e si pigliano tutti in monete, secondo me qualche babà che fanno loro. Provai a mettere la mano sotto, tutte cose, ma che niente. Perché come si spiega? Perché di carta funziona, perché per moneta ne contava, cioè quando tu buttavi la moneta, non sentiva proprio i carri, capì? Cioè tu ti senti cagare, ma no, invece non la contavo proprio. Guarda che queste pacche, doppio pacche e contro paccotto, come reghi? Marca, non ci sta Marca. Marca prima, ha detto che aveva male i capi, ma secondo me sta un man. Cristian, ma pensa a Marca. Stanno tutti quanti nascosti. Sta a me, Cristina e Francesco. Ma la serata è bella, voglio però. Che peccato di Dio sta a casa. Sì, Francesco, stiamo andando a la via, mamma lo camera che c'è stai via, che stracomunitaria, vabbè. Carboidrati. E dico, ma scusa, mangiate un po' di insalata, pomaroli, cetrioli, finocchi. Invece di mangiare sempre roba a così, ci mi scatoliamo cose, che comunque contiene conservanti, quindi mangiate qualche cosa di fresco. Troppo carboidrato pure fanno male. Una bella insalata di pomarolo, una insalata verde, cetrioli, finocchi, tutta roba che ti mangiare così fresca. Non che la coscia, che la fa, che te ne abbiamo fatto la carne un po' coscia e cosa. Ma no, Francesco, ogni tanto no, io tengo una fibra ottica che ogni tanto va bene, pure a me, boh. Secondo me il problema è che siamo troppe persone collegate in coppa internet. Perché mo immagino che tutti quanti stanno, mo si va in coppa a Facebook, stanno tutti quanti in coppa a Facebook, tutti quanti, TikTok, Facebook, non si capisce niente, non mai c'è niente. Pure mamma ci ha fatto un link fatto il 29 di aprile, cadrà l'asteroide, e fatto mamma mi ha detto, vabbè, vedi che il 29 compleanno mio, ci te va buono, mamma, chiama chi la NASA e ce lo dico, per piacere, se potete fare cadere l'asteroide o 30, perché il 20 non ce la faccio. Ma mamma mi ha chiamato e ha detto, beh, ma vedi che il 29 compleanno mio, mamma. E ci te va buono, mi chiama a chi la NASA e ce lo dico. Dico, per piacere, mi si può spostare, mi dite fu 30. No, ho messo il link su Facebook, no? E mamma ha commentato, vabbè, finito. Il 29 il compleanno mio, mamma. E subito ci ho commentato, non ti preoccupare, chiama la NASA, ci lo dico. Facciamo il 30 e non il 29.
Dici che è colpa mia, che hanno detto loro, quindi no. Ti mamma fai sempre che... No, ci ti preoccupa, chiama la NASA, faccio cadere il 30. Non ce la posso fare. Mia mamma si sembra, è sempre bella in notizie, dai. Dice, oh, ma sì, in notizie so che già fa. Oggi ti devo anche a fare, a Google, scrive, oh, scrive asteroide aprile, e vedi che giorno è, 29, dice. Che colpa mi faccio? Vedi, riconnessione, vedi? Ogni tanto riparte, riparte, ma te un acceleratore, te. Tutti quanti hanno scomparso, avvocatelli incoronati, stanno tutti quanti non meno, si stanno scassando. Come parlo con compagno mica, con compagno mio istriano, no? Ogni volta dicevo, ma che stai facendo? Dico, ma sì, istriano sì, non c'era. Tengo un compagno che mica fatica a mattina, quando senti parlare, che stai facendo? Dico, ma mica faccio, ma sì, tengo proprio una parlata proprio eccezionale, peggio della nostra. E vabbè, ma è presto al finale, mica è tanto tardi, questo saranno l'11, io lo so. Al finale. Mo sono le 11. Le signore stanno scioperando, stanno in sciopero. Cercasi i signori disperatamente. Anche se però... Ma Franci, ma la cosa strana, no? Che poi io al finale noto sempre, no? Mo vedi 10, 11, 9, 8. Poi quando vado a chiudere il video, vedo 500 persone che hanno visto il video. Dico, ma dove stavano tutti questi 500 persone? Beh, stanno qua. No, Cristina, quando chiude il video, no? Quando chiude il video ti dice quante visualizzazioni hai fatto, diciamo quelli lì che sono stati in linea. Ciao Frazia, buonasera. Al finale vai a vedere 400, 500, io dico, ma dove stivano allora? Alfonso si è perso con il cane, bravo. Secondo me Alfonso o si è perso a tavola, o sta ancora girando con il cane per... per scusa che io a fare un giro. Invece qua stasera non ci sta nessuno con il cane, hanno fatto festa secondo me. Stanno tutti quanti scassando a casa. Ho acceso Facebook prima, Cazzuno, Pizzette, Montanare, Cazzuno Cascarolo, non si capiva niente, dico, io mi state tutti quanti pizzaioli. Oramai con la cosa che stanno nelle pizzerie chiuse, qua il lievito è diventato oro. Qualcuno ti chiama e dice, vabbè, dice, vabbè, che tirano pochi lieviti, ma cercano un lievito, ma. Ma il lievito qua non si trova a Salerno, ragazzi, è proprio un... non si trova. Quindi mo tutto impastato al finale, chi impasta casone, chi impasta pizzette. Sono andato su mio fratello, che stai facendo le pizze? Gino da dato fratello mio, che stai facendo le pizze? E ci chiamato a mamma, ci detto mamma che fai? Ho detto no, faccio i cannelloni per domani, e per stasera no, sto un po' impastata la pizza. Tutto quanto hanno fatto la pizza stasera. No, io invece ci ho fatto un bel gatto di patane, Franci. Solo che mo sto pensando che oggi fa rimane. Io che ho vinto che rimane era sabato, Franci, te lo giuro. E ci è rimasto proprio un a rete, ci è rimasto. Ci siete mo? Meno male che tengo un congelatore chino, quindi ti ringrazio a Maronna. Ma rimane per me, chiama Cumbi, no? Secondo me faccio un bel ragù proprio, la carne da pomerola la tengo, i sasicchi tengo, i puddini di maiali tengo, quindi un macinato tengo, quindi ci avrei solo che già fa a finale. Una bella braciola di code che la tengo, una bella braciola di doppia coperta la tengo. Che babba, ma che babba. Pure sfiziosi, sì, pure dice non si sa l'ingrediente quanti è, però è buono. Tu fai manfredi con ricotta, mamma no, rimane, mi si è fissato che da canne, sai che faccio, Francia rimane. Ma che da mamma dico, mamma, ma dammi una decina di cannelloni, faccio prima proprio. Dico, ma stai facendo i cannelloni? E fanno due io faccio. Mi sa che rimane a mattina la chiama, dico, ma che?
Stai impastando, e impasto due cannelloni. Faccio prima, Francesco, faccio tutte le direttine. Faccio come a chi le faccio. Ma io con video te lo giuro, Francesco, era sabato rimane. Ciao, Angela. Ma io ti giuro ero convintissimo che era sabato. E invece rimane domenica, mannaggia la miseria. Ma io quando parlavo con mia mamma, gli ho detto mamma mi faccio i cannelloni rimane. E ci ho detto, "Oh, mai, sabato fai i cannelloni, ci è strano, che è? E per capire che rimane domenica. Ho detto, ma che stai dicendo? E ci ho guardato, ho detto, ma veramente, io ero convinto, stavo per sciumonendo, veramente. Oramai tra internet, quarantena, mi c'è proprio sciumonuto, veramente. Oramai ci penso contro io, eh. Sì, sì, mi ricordo solo che oggi è 18, Francia, la verità, che non mi ricordavo, però mi pensavo che era venerdì. Però mi hai sbagliato, sai perché? Perché ieri ricetta la Coppa Mana venerdì 17, quindi ieri mi era ricordato che ieri facevo, mamma che giornata brutta. Oggi è venerdì 17, ricetta che stai che è una giornata proprio brutta allora. Quindi oggi era sabato, rimane domenica, quindi mi ci proprio scordato. Sì, sì, Emanuele, ieri ho detto un sacco di volte che era venerdì 17, venerdì 17. Poi oggi ero convinto che era venerdì, e che rimane era sabato. Perché sentendo mia mamma che dice rimane faccio i cannelloni, ci tu e ma tu fai i cannelloni di sabato. E ti fai una cosa leggera, sabato e poi domenica mangi, no? E ti dico che rimane domenica. Sì, mi penso proprio alla lucidità proprio, voglio. Stasera il cielo è coperto, stelle non se ne vedono proprio, voglio. Basta che non viene a piovere. Quello in effetti ho fatto il video, quello della previsione. Peperone in padella. Buono, Francesco. Sai come mangiasse? Due parole imbottite, Francesco, la carne macinata, gli apparielli, sa? La mollica di pane, bella tutta imbottinata con marichi. E di là pure sono buone. Ma rimane già che già fa, è già elaborato, Francesco. Sì, che di cosa light, ma è normale, Francesco. No, sai che stiamo a dieta noi, no? Che mi fa la prova costume. No, ma da lunedì a dieta, da lunedì a dieta. Lunedì già tengo l'idea. Due bistecchine di pollo con insalata. Oggi era venerdì. Ero proprio convinto. Sì, io fra, si è fatto il video del tempo, dice che da lunedì fino a mercoledì è maltempo, quindi un po' in tutta Italia. Lunedì solo insalata. No, io lunedì faccio due hamburger di pollo, Francesco, con l'insalata verde. Poi a sera mangio qualcosa di leggero proprio. Voglio fare una dieta un mese buono, 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 buono. Ma è tosta però. Vorrei fare decine di chili per tornare al mio peso normale che di sempre. Però la vita tosta. La verità. Però già fa. Oppure già fa lunedì mattina caffè e un bicchiere di latte. Due hamburger con insalata a pranzo e la sera devo fare un bicchiere di latte. Sì, sì, hamburger di pollo o di tacchino, quindi belle leggere, senza pasta e senza pane. E poi la sera qualche cosa di leggero, tipo un bicchiere di latte con caffè, poco zucchero e buonanotte. Ma la vita tosta però, abituato a mangiare come a me, dopo non dormo la notte. Il latte.
No, ma quello è il problema, sai che cos'è, fra? Che io se la sera non mangio, io poi non dormo, ma nel vero senso della parola, non riesco a pigliare sonno. Cioè mi giro, mi vado, mi giro, non ce la faccio. Cioè è proprio come un incubo. Sì, e poi nella notte non ti viene fame. Beata a te. Io ti giuro, a volte qualcuno dice, Giuseppe, ma tu mangi la frutta? Ma lo smog non credo, guarda che neanche qua ci sta la luna comunque, eh. Quindi non è un problema di Milano, è un problema forse dappertutto, perché guarda, in effetti, mo sta appoggiato il cellulare, però guarda, la luna non ci sta neanche qui, vedi? Vedi è coperto, quindi secondo me è anche questo perché non si vede, guarda, neanche, vedi? Quindi secondo me forse ancora non deve uscire, non lo so, però neanche qua io l'ho vista, eh. Sì, questi ma pure io non lo sto vedendo, non lo so. O forse ancora non devo uscire, in effetti a volte capita 2 o 3 giorni che devi fare la dieta perché Anna dice che sei un nano obeso. Ah no, oh, è venuto il ciccio Salmiere, ora io. Ragazzi, è luna calante. Sì, però qua vedi, ci sta grigio sopra se vedi. Quindi neanche le stelle riesco a vedere stasera, neanche una. Ha visto, Franci, è uscito Ciccio Salomiero. Vedi, sapevo il fatto della dieta, vedi come si nasconde e poi esce fuori. Sempre i guardoni. Vabbè, si faccia la dieta e di certo non la faccio pane. La faccio per me stesso. Mamma mia, che guai ragazzi, eh. Che è proprio desertico proprio. Sto coprifuoco, voglio. Marco, secondo me, se è messo proprio a dormire, secondo me, se su Malicap si sarà messo a dormire. Oppure sta facendo qualche fotografia, Cristi, a qualche parte, qualche luna, qualche cosa strana. Ogni tanto dice Giuseppe, ho visto qualcosa di strano, peggio di me. Sta dormendo. Oppure sta avvenendo qualcosa di strano. Ogni tanto dice Giuseppe, vedi questa foto, questo l'ho scattato poco fa, questo che cos'è? Facciamo, cominciamo. È peggio di me, vedi i mostri quasi dappertutto pure lui. È strano, a volte abbiamo fatto fotografie tutte e due che dice ma che so sti cose. Ma ultimamente ho fatto quei video su quelle luci blu che stanno nei cieli, che ho messo pure il link. 21 giugno c'è l'eclissi solare. E allora subito a registrare. Subito già chiama a Marco, dico Marco subito per la fotocamera ti ho chiesto questa eclissi solare. No, io più in là, come faccio così, sordo, ma già fare un telescopio buono, perché devo fare la diretta sulla Luna. Già fare la diretta con la Luna, francesi. Devo mettere il cellulare vicino al telescopio, quello là. Io già ho visto come si chiama il Dobson. Quello si appoggia proprio sulla finestra, quello non è quello là proprio gigante gigante, è quello da tavolo. Cioè già metto il cellulare vicino e già fa la ripresa dalla Luna proprio, carico viaggio sulla Luna. Così faccio la diretta in coppia di cratere. Andrea e macellaio. Non le età dei gemellini monozigoti e ti offende. Ti offende perché è arrabbiato. Ragazzi, qualcuno tiene 2 gemellini per piacere. Già faccio.
Vorresti per caso avessi due bambole gemelle, me le mandi e gliele manda la signora. Mi servono due gemellini. Pure due bambole, basta caso gemelle. Tu fai la collezione di bambole, Cristi tiene due bambole uguali. E in un caso non si può, non si che si mi fa parlare solo. Oh, mamma mia, lo dici tu. Francesco, stiamo proprio esaurito un massimo. Grazie, Francesco. Due, due gemelle, nere, bianche, non fa niente, basta che sono gemelle. Vabbè, ma due bambole gli regano l'esorcista, e poi dice che poi una è poco, due bambole gli regano. Veramente, se ti immagini sul letto tu tenere la bambola di Reagan come soprammobile. Oh, mamma mia, e chi l'ho messo? Io non l'ho messo. Ma Cristi, tu ti immagini sul letto, dalla camera da letto, una bambola dell'esorcista, la versione quella là di Reagan brutta, quando fa la faccia brutta, che la metti tipo la bambola che si mette a centro letto. Mamma mia, Carmen. E chi te la sono da stanza? O gli sta là. Mette a dormire coppo di divano. Ogni volta che vado a casa tiene una collezione di bambole di porcellana. Francesco, mamma mi tiene una collezione di bambole di porcellana, no? Ma tengono proprio un aspetto manzioso, ti giuro. Certo così, a morte mia, una a te, una a Camillo e una a Enzo. Certo, ma per tutto il cuore, te ne tengo tu sta bambola non morì, ma io a bambola non la voglio. Mia mamma si è fissata, certo, a morte mia. Una a te, una a Fratet e un'altra a Fratet. Sì, Cristi, qualche volta ti faccio le fotografie quando vado da mamma, so proprio fanno paura, te lo giuro. Costano una barca di soldi, per l'amor di Dio, però mi fanno paura. Sono di porcellana, quella là di vetri sul mare, la porcellana che costa. Ma che già fa, mi fanno un'ansia a me che di cose. Mamma prima, tanti anni fa, le metteva sul letto, sa, quando preparava il letto matrimoniale, mo ce l'ha nella vetrina, tipo Annabella, hai visto Annabella? Mo ce l'ha nella vetrina, ne ha messo uno, tre ne sono. Madonna mia, mi fanno proprio, ci sta una che ha tipo una faccia tipo pagliaccio, mi pare it, mi pare, ma mi fa paura. Sì, Franci, la certa mamma, mi voglio a morte a me, la certa, uno per uno, la certa mamma lascia stare, lanciala a qualcuno altro sta cosa, perché a casa non la porta che la cosa fa paura. Poi qualche volta vi faccio la foto e ve la mando, dico, voglio questa che è la bambola che mamma morà, ma mi fa vestiti che costano, tutte belle, ricamate, ma fa paura. Le, sta uno che ha una faccia tipo un pagliaccio, una principessa che parla un pagliaccio. Io poco fa mi sono visto su Vezie, Il tocco del male, un film horror vecchio, però mi ha visto per sfizio per perdere un po' di tempo. Quindi dopo vedo un po' su Netflix che fa. Sì, Tenun me l'ho visto, sì, sì, Tenun, sì, sì, hai visto quando arriva la ragazza mamma mia, che si butta dalla finestra per non farsi impossessare all'inizio, quando entra, diciamo che va a aprire quella porta. La monaca, diciamo, si butta dalla finestra per non farsi impossessare dal demone, diciamo. Incomincia proprio Romania, l'abbazia, come la chiamano. Sì, sì, l'ho vista secondo me 7-8 volte perché mi piace Tenun. Poi arriva Michael Myers, sì, sì. Freddy Krueger, che sono i tempi di Freddy Krueger, Michael Myers, la bambola assassina.
Erano questi tempi qua più o meno. Freddy e Jason. Voglia, che se proprio ci siamo fatti collezione proprio. Jason va all'inferno. Ma guarda, le ho viste tutte. Vabbè ragazzi, io vi saluto pure io. Buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. Abbiamo pariato un pochino. E a domani, quindi buonanotte a tutti. Magari fa una grandissima doccia pure. Magari a pettine i bambini. Pure, sì. Ma chi sta là, prendi i bambini. Quindi notte a tutti ragazzi e ci vediamo domani, domenica. No, sabato, se no mi imbroglio, no, Sì, 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 me la ricordo, frase, sì, sì. Questa è una canzone napoletana proprio che è quasi fissa quando si fa tipo una festa, una comunione, un matrimonio. È proprio una classica napoletana. Un saluto da Salerno, a domani.